workshop virtuale che stiamo trasmettendo in streaming su YouTube. Io mi chiamo Andrea Zanchettin, sono un professore associato al Politecnico di Milano, dove insegno meccatronica e robotica, ma sono qui in veste di presidente del chapter italiano della Robotics and Automation Society di IEEE. Allora, l'evento di oggi, che si chiama Arrivano i nostri robot, è pensato per dare alla comunità e alle persone che possono nutrire un interesse rispetto alla tecnologia e alla robotica delle domande e soprattutto delle risposte, sia da parte della comunità accademica, di docenti e di ricercatori. Allora, questo evento è organizzato appunto dal chapter italiano della Robotics and Automation Society con IRIM, che è l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti. Quindi oggi vi farò una brevissima presentazione io, dopodiché cercheremo di andare direttamente il più velocemente possibile ai contenuti per non rubare spazio ovviamente alle persone che parleranno di applicazioni ovviamente più pratiche. Due discorsi di introduzione. Allora, l'idea di questo workshop nasce appunto per dare delle risposte a quella che è la comunità in generale e risposte alle domande di come potremmo utilizzare tecnologia robotica per ovviamente combattere da una parte la pandemia, quindi in ottica sanitaria, ma anche e soprattutto aiutare quelle che sono le altre categorie che in questo momento stanno ripartendo a produrre. Di produzione. Allora, l'idea di questo workshop nasce. A questo punto io vi farei vedere una panoramica del programma di oggi. Siamo già a 5 minuti di ritardo, quindi cercherei di essere il più sintetico possibile. Allora, quello che vedrete saranno 3 temi principali che andremo a trattare. Quindi il primo tema sarà l'agricoltura, cioè come la robotica può venire incontro a quelle che sono le esigenze del mondo dell'agricoltura. Dopodiché vedremo forse una cosa un po' più semplice da intuire, cioè il settore manifatturiero. Cioè andremo a capire come i robot possono essere utilizzati, come vorremmo poterli utilizzare in ambito industriale di produzione. Dopodiché probabilmente il settore che in questo momento o fino magari qualche settimana fa era più interessato, che è quello della salute e della sanità. Quindi andremo a cercare di capire e dare qualche spunto di riflessione su come i robot possono essere impiegati in ambito sanitario, quindi per l'aiuto al paziente, ma anche per aiuto al personale medico. Quindi come vedete la mattinata di oggi è divisa in queste 3 sessioni. Quindi cominceremo con l'agricoltura, poi manifatturiero, poi salute e società. Allora, all'interno di queste 3 sessioni che andremo a discutere questa mattina vedrete che ci saranno degli interventi di sostanzialmente 2 o 3 persone divise in 2 parti, una parte di domande o di esigenze, quindi vorremmo capire chi lavora in questi settori, che tipo di esigenze ha e che tipo di domande ha da fare alla comunità robotica. E poi avremo un po' di risposte in linea generale, quindi qualche riflessione e qualche risposta dal mondo accademico, quindi da colleghi che risponderanno a queste domande, e dopodiché ci teniamo anche a far vedere che cosa sta facendo la comunità robotica oggi in Italia, quindi andremo a presentare dei progetti pilota nelle 3 aree che ho menzionato, e vi faremo vedere qual è lo stato dell'arte oggi, quindi sostanzialmente quello che già si può applicare o quello che si potrà applicare nel breve o nel medio periodo. Dopodiché, a conclusione di questa mattinata, darò la parola al professor Antonio Bicchi, che è docente all'Università di Pisa, nonché presidente dell'Istituto Italiano Robotica e Macchine Intelligenti, un po' per dare le conclusioni a questa mattinata, ma anche per fare una sintesi di quello che il suo istituto di robotica e macchine intelligenti, al quale tutti noi partecipiamo,
sta organizzando e le iniziative che sta portando avanti in tema appunto robotica contro il Covid-19. Do subito la parola a Bruno Siciliano, professore dell'Università di Napoli Federico II. Allora, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Ho provato anche ora a condividere lo schermo. Sì, perfetto. Allora, grazie a Federica, Andrea, Gianluca, Stefano e tutti gli altri che hanno organizzato questo evento. Lo diceva Antonio poc'anzi, è vero che in realtà questo stiamo facendo, nel senso che ormai sono 2 o 3 mesi che facciamo teleconferenze e così via, e a mio avviso stiamo veramente lavorando molto di più di sempre, perché ovviamente abbiamo abbattuto i tempi morti. Allora, il tema che mi è stato affidato è quello di discutere quale può essere, diciamo, l'impatto di quello che è sempre stato un settore tradizionale per la robotica, no? Il settore manifatturiero, nell'era post-Covid. Io giustamente ho solo preparato 3-4 slide a supporto di questi 10-15 minuti che passeremo assieme. Capito perché? Ah, ecco qua, sì, perfetto. Allora, è stato già detto, è indubbio che ora io non so se siamo già in un'era post-Covid o meno, però di fatto le varie analisi dei settori per cui la robotica ha un interesse, tra cui quello manifatturiero, si sono già preoccupati di quale possa essere la prospettiva di sviluppo che deriva da un'opportunità di utilizzare robot nel campo tradizionale, in quello manifatturiero e nei settori a esso collegato. Dei dati recenti aggiornati che ho proprio consultato in questi giorni nel preparare questo breve intervento vedono il mercato dei robot nel campo manifatturiero portarsi da un valore attuale di 45 miliardi di dollari in una prospettiva a 5 anni che dovrebbe salire a 73 miliardi di dollari, quindi nel 2025, con un tasso di crescita annuale composto, questo è il famoso CAGR, che è previsto al 10,4%. La cosa interessante è che questo dato non è difforme tanto da quello che era la previsione prima che scoppiasse, diciamo, l'epidemia del Covid-19. Un punto abbastanza interessante che si lega molto bene con quello che è stato il tema discusso prima è che in questa crescita del mercato dei robot è previsto un incremento dei robot Scara. Ora, chi conosce quella che è la tipologia dei robot industriali sa bene che lo Scara, che è un robot che viene utilizzato fondamentalmente per, non vorrei essere troppo, diciamo, tassonomico didascalico, nella manipolazione di oggetti su piani orizzontali, il fatto che venga previsto questo aumento di robot Scara non è casuale. Perché? Perché nell'industria alimentare, che quindi si lega molto bene al settore di cui si è discusso prima, così come nell'industria elettronica, sono richiesti degli standard molto elevati in quanto a igiene e accuratezza, e quindi è evidente che lo Scara si pone come un robot ideale per, diciamo, per un bus di questi 2 settori industriali. Quello che a mio avviso possa essere una grossa opportunità in questa era post-Covid per il settore manifatturiero è quella che potrebbe portare, utilizzo il condizionale, anche se diciamo, ci sono parecchie stime, parecchi studi di settore diciamo, accurati a questo riguardo, a una profonda riconversione della produzione, dove le esigenze nuove che si vanno a porre sono quelle relative alla sicurezza, e questo è un tema che è assolutamente trasversale alle 3 tematiche che affrontiamo oggi, e che è assolutamente trasversale per quanto riguarda l'intero settore della robotica, e all'utilizzo di nuove tecnologie. D'altra parte
in un periodo critico come questo attuale, il fatto che le aziende riescano a sviluppare una naturale capacità di resilienza, cioè in effetti chiaro che la produzione è stata rallentata, ora progressivamente si sta uscendo dal lockdown, però è anche, diciamo, queste occasioni sono anche occasioni di forti accelerazioni, cioè così come è avvenuto per noi accademici, no? Che l'intero sistema universitario si è riconvertito a una didattica online e per alcuni versi anche la possibilità di fare, diciamo, accesso remoto a laboratori e così via. Diciamo, questo grosso acceleratore che si è creato con l'emergenza della pandemia può essere anche l'occasione, e probabilmente ne discuterà anche l'intervento che seguirà il mio, quello, diciamo, di avere opportunità di investimenti strategici. Andiamo a vedere quelle che a mio avviso sono le sfide che sono poste non solo a noi come comunità di ricerca, ma all'intera filiera della robotica. La prima sfida è in totale continuità con quello che è avvenuto nel settennio precedente, nel senso, noi che facciamo ricerca e abbiamo progetti di ricerca finanziati fondamentalmente dalla Comunità Europea, andiamo per settenni, nel senso che siamo alla fine dell'8º programma quadro, cioè del programma Orizzonte 2020, e ci proiettiamo nel prossimo settennio col programma Orizzonte Europa. La connotazione principale che è avvenuta nel programma Orizzonte 2020 per quanto riguarda la robotica in campo manifatturiero è sicuramente quella della digitalizzazione dell'intero settore manifatturiero, ne parlava il collega che mi ha preceduto, e quindi con l'industria 4.0 e con l'avvento, diciamo, come dire, forte nel campo manifatturiero del cobot, cioè del robot collaborativo che va a coadiuvare lo spazio di lavoro con l'operatore in totale sicurezza. Per cui è stato anche menzionato in uno degli interventi che mi ha preceduto, in realtà il sistema come dire, hard, il sistema fisico, non è solo quello legato alla realtà meccatronica, quella che, diciamo, è fortemente tradizionale in Italia e in Europa, in paesi tipo la Germania, la stessa Svezia e così via, ma il sistema è diventato un sistema cyberfisico, per cui c'è questa forte connotazione, per cui potremmo dire idealmente che il sistema manifatturiero diciamo, è diventato, ha un alter ego, ha un gemello digitale, ed è possibile integrare tutta l'intelligenza artificiale che viene, insomma, dall'utilizzo di tecniche, algoritmi intelligenti con quelle che è la realtà fisica. La seconda sfida che si pone all'attenzione della comunità robotica in campo manifatturiero è quella di andare a rivedere l'intera pipeline, l'intera filiera della produzione. Lo stesso utilizzo del cobot ha consentito già nel settennio precedente una propensione spinta verso l'artigianato, cioè verso la possibilità di replicare nel robot quelle che erano professionalità, e diciamo in Italia l'artigianato è sempre stato uno dei grossissimi settori, quindi quelle professionalità che altrimenti potrebbero in qualche modo andare perse, ponendo anche delle questioni di disoccupazione tecnologica, cioè di perdita di capacità professionalizzanti, e questo avviene molto, non solo, diciamo, non tanto per le grosse imprese, ma per quanto riguarda le piccole e medie imprese e quelle start-up, e ce ne sono diverse in Italia, l'area in cui per esempio è Lorenzo Marconi a Bologna e Cristian Secchi e gli altri, è un'area molto fertile in cui diverse start-up hanno colto opportunità e potranno cogliere opportunità a venire nei prossimi anni. L'altro punto importante nel momento in cui andiamo a considerare tutta la filiera della produzione è
ancora una volta un'opportunità strategica che si presenta anche in relazione a questa era post-Covid, è quella del reshoring di produzioni delocalizzate, cioè ovvero quelle produzioni che sono state delocalizzate in altri paesi, la Cina uno per tutti, ma non è solo la Cina, perché ci sono anche altre realtà in Vietnam, quindi diciamo, nell'area APAC, nell'area diciamo, dell'Asia e del Pacifico, l'opportunità di riportare queste produzioni in Italia, nel senso che, e questo tra l'altro è successo anche per la famosa produzione delle mascherine, perché le mascherine, che era una tecnologia molto low cost, che era stata delocalizzata, in realtà ora a livello strategico si è assistito anche a una riconversione di aziende che facevano altro, perché ora c'è l'emergenza di produrre centinaia di milioni di mascherine per la sicurezza dei cittadini in questi mesi, finché poi non sarà trovato un rimedio. Il terzo punto, a mio avviso importante, che riguarda le sfide nel settore manifatturiero, è quello in senso lato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Io non so perché nei media si continui a parlare di distanziamento sociale. Secondo me la parola opportuna, la parola più precisa non è distanziamento sociale, anzi, a mio avviso in questi mesi, diciamo, abbiamo socializzato fin troppo, sia, diciamo, ovviamente con gli strumenti informatici. Secondo me bisogna parlare di distanziamento fisico, cioè di distanziamento interpersonale per la sicurezza. E lo stesso concetto di smart working, che in qualche modo consente alle persone di lavorare a distanza, può estendersi andando anche a includere la realtà fisica. Nel senso che è vero che dalla sera alla mattina si è dovuta fermare l'intero comparto della produzione industriale, però se ci fossero stati gli strumenti per far sì che lo smart working avrebbe potuto consentire l'operatività fisica a distanza di alcune fasi della produzione, probabilmente il sistema avrebbe reagito meglio e avrebbe potuto gestire questa situazione in maniera diversa. Quindi come lesson learned, come lezione imparata per il futuro, potrebbe effettivamente anche quello di estendere il concetto dello smart working da un fatto puramente relazionale, quindi così, a una realtà fisica. E nel momento in cui parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, diventa quanto mai preponderante l'esigenza di garantire condizioni sicure e anche friendly, amichevoli da un punto di vista ergonomico. Quindi, per esempio, l'impiego di esoscheletri è un'altra delle misure che non solo può consentire il fatto di avere una condizione lavorativa più agevole, ma anche per quanto riguarda la sicurezza e il distanziamento fisico delle persone che lavorano, per esempio, in una fabbrica, in un'azienda manifatturiera. Ancora un punto importante relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro è che grazie alla robotizzazione, grazie a una automazione, diciamo, intelligente, sarà possibile e auspicabile cercare di raggiungere una perequazione di mansioni e di potenzialità tra i lavoratori per quanto riguarda tutte, diciamo, le realtà fisiche nelle quali vanno a operare. Che cosa sta avvenendo a livello della ricerca? Che ovviamente, insomma, io da accademico sono particolarmente sensibile, no? Come va a orientarsi la ricerca nei prossimi anni. L'ha citato Lorenzo nel suo intervento. C'è un'iniziativa a livello europeo che è quella che va sotto il nome di Spark, che è l'iniziativa robotica per promuovere la robotica in Europa, e nella parte finale del settennio di Orizzonte 2020, oltre ai vari progetti di ricerca che sono stati finanziati a livello europeo, sono stati anche finanziati 4, in realtà 5 grossi progetti sui Digital Innovation Hubs. I 2 che sono qua elencati in rosso sono quelli che, manco a farlo apposta, sono pertinenti
per il tema che mi è stato affidato questa mattina del manifatturiero, e riguardano non solo quello che va sotto il nome di agile manufacturing, cioè il fatto della manifattura agile, che include sia la parte della industria 4.0, quindi tutta la parte che human robot interaction, quindi dei cobot, ma anche la parte della logistica, che è inclusa, quindi anche la parte, diciamo, semovente, la parte mobile che sullo shop floor, e poi l'altra area prioritaria individuata dalla Spark è quella di inspection and maintenance, che non è un tema trattato, anche probabilmente anche per esigenza di stare in una mezza giornata nell'evento di oggi. Probabilmente potrà anche valere la pena di organizzare un evento ad hoc più in là, che è quello della ispezione e della manutenzione degli impianti, dove pure c'è una forte componente manifatturiera. Ci sono due progetti attivi sui Digital Innovation Hubs, di cui il mio gruppo di ricerca fa parte a livello europeo. Uno è il progetto DIH Square per la manifattura agile, e l'altro è il progetto RIMA, cioè Robotics for Inspection and Maintenance, in cui ci sono delle call che consentono il tipico finanziamento a cascata di piccole e medie imprese, di start-up, che vogliono sviluppare degli use cases molto finalizzati all'applicazione in questo settore, e questo è un qualche cosa che andrà avanti anche nel prossimo settennio per quanto riguarda l'orizzonte Europa, e che poi prevede, sempre nell'ambito di Digital Innovation Hubs, altri colleghi italiani sono impegnati negli altri due Digital Innovation Hubs che sono attualmente attivi. Uno è dedicato a agri-food e l'altro è dedicato alla salute, che poi sarà il tema successivo. A livello italiano ci si sta muovendo, e noi robotici siamo molto lieti, diciamo, di questa good news. Perché? Perché è in corso di redazione un piano nazionale della ricerca per il settennio 2021-2027, in cui la robotica, diciamo da robotico io sono particolarmente contento che questo sia accaduto, è uno degli ambiti strategici nell'ambito del cluster informatica, industria e aerospazio. Il piano nazionale della robotica sarà organizzato su 6 cluster. Questo è quello in qualche modo centrale per la robotica, però stante la transdisciplinarietà della nostra disciplina, in qualche modo andrà a impattare, il fatto stesso che oggi si parli non solo del settore manifatturiero, ma si parli dell'agricolo e della salute, è la testimonianza di questa forte transdisciplinarietà. Bene, io sono stato nominato dal nuovo Ministero dell'Università e della Ricerca, da Gaetano Manfredi, a coordinare questo, quindi anche un'informazione di servizio che voglio dare alla comunità, il gruppo di lavoro sul PNR robotica, di cui fa parte anche il nostro presidente Antonio Bicchi, il presidente di AIRIM, e altri colleghi, e attualmente ci stiamo muovendo nell'articolare questo piano nazionale della robotica, facendo un mirror con quello che sarà il ruolo della robotica nel secondo pillar del piano strategico di Orizzonte Europa, che quindi sposa le 4 aree strategiche individuate da PAC, oggi quello di industria 4.0 e di ispezione e manutenzione di infrastrutture, ma c'è anche la presenza dell'ambiente ostile, nel senso che noi riteniamo che questa tematica sia una tematica strategica che riguarda non solo il campo sanitario, oppure quello degli ospedali, delle case di riposo, ma anche l'occorrenza di grosse calamità fisiche, tipo terremoti, come robot sono stati utilizzati ad Amatrice, no? Il gruppo di Antonio, di Arash, nel caso appunto di calamità fisiche, ma anche per esempio nel caso appunto dell'emergenza creata dal coronavirus. E ambiente ostile significa anche ambiente in cui la sicurezza
degli operatori nell'interazione tra robot e esseri umani è significativa. Quindi noi stiamo articolando questo documento per il Piano Nazionale della Robotica su queste 5 tematiche che sono ambienti ostili, industria 4.0, ispezione e manutenzione di infrastrutture, dove peraltro questo riguarda non solo la realtà più vicina all'industria, ma anche tutto il settore civile. Quindi pensiamo anche a viadotti, strade, ponti, un altro diciamo, dei temi come dire, di attualità per il nostro Paese. E poi chiaramente ci saranno le altre 2 articolazioni su agroalimentare e salute. La considerazione finale che volevo fare per stare nei tempi riguarda quelle che sono, a nostro avviso, diciamo, sviluppate dal nostro gruppo di lavoro, le tecnologie abilitanti, che sicuramente trovano la loro collocazione tradizionale nel settore manifatturiero, però diciamo, in definitiva noi non riusciamo a delimitare un confine stretto tra quello che può essere un particolare campo di applicazione della robotica rispetto a un altro. Allora, intuitività e usabilità dell'interfaccia uomo-robot, questo insomma sarà sempre più vero per quanto riguarda diciamo, lo sviluppo a seguire della robotica, l'integrazione di percezione e intelligenza naturale e artificiale, interazione fisica dei robot con l'ambiente e con le persone che ovviamente sono presenti nell'ambiente, la manipolazione destra e la locomozione in ambienti outdoors, quindi sono stati citati i droni, altrettanto vale per quanto riguarda le tecnologie marine, la manutenzione di piattaforme offshore e così via, e last but not least l'autonomia energetica e la resilienza dei sistemi che utilizzano tecnologie robotiche. L'obiettivo qual è? È quello di, da un lato, di sfruttare l'opportunità e quindi, insomma, non a caso il titolo di questo evento è proprio arrivano i nostri robot, quello di rafforzare il lavoro delle persone grazie a diciamo, degli assistenti robotici e allo stesso tempo di semplificarlo, perché questa è un'esigenza particolarmente sentita, e chiaramente come ogni nuova tecnologia, piuttosto di vedere i robot come job killers, cioè come creatori di disoccupazione tecnologica, sappiamo bene che in realtà è proprio grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, in questo ne parlerà sicuramente alla fine Antonio, cioè il fatto di dare corpo a tutto quello che è la moda, lasciatemi dire, dell'intelligenza artificiale, dei big data, delle tecniche di learning e quant'altro. In realtà questa sarà una grossa opportunità per non solo salvare, ma in realtà da costituire un acceleratore per aumentare i posti di lavoro grazie a un utilizzo pervasivo delle tecnologie robotiche nel settore manifatturiero e in tutti i settori a esso collegato. Mi fermo qui per stare nei tempi. Grazie Bruno, professore all'Università di Napoli Federico II. Adesso la sessione dedicata a aspetti industriali è terminata, avremo abbiamo delle domande e a questo punto, poiché siamo leggermente in ritardo, c'è il solito dilemma del moderatore: se faccio le domande e rubo il tempo a chi viene dopo oppure non le faccio. Faccio un compromesso storico. Ho una domanda che è stata posta sulla chat del live YouTube che stiamo facendo, che fra l'altro sta andando credo molto bene, perché siamo oltre i 200 spettatori dall'inizio della giornata. È una domanda fatta da Fiorella Battaglia e espressamente per il professor Siciliano, per cui la leggo a Bruno. Perché riprodurre l'intuitività dell'azione umana con oggetti e ambienti è così difficile? Io, nel leggerla mi rendo conto che questa è una domanda complessa e ampia. Chiedo a Bruno se riesce nel miracolo di rispondere in un minuto. È un problema di interfacce uomo-robot. Io che ho 60 anni, come
recita la maglietta griffata dietro, che insomma che è la mia passione più forte rispetto alla robotica, diciamo, è un problema generazionale, nel senso che in qualche modo diciamo, il fatto dell'intuitività e l'usabilità è legata con il livello di immersione negli scenari di realtà virtuale, di realtà aumentata. Quindi cioè, da un punto di vista tecnico ci sono dei software spettacolari che addirittura diciamo, danno un enhancement di quello che sono le capacità dell'operatore, no? Ovviamente non dobbiamo dimenticare che la realtà fisica è importante, nel senso che nel momento in cui vado a utilizzare con un'interfaccia c'è il rischio di voler come dire, operare, programmare un task contro quella che è la realtà fisica, per cui il fatto di avere dei simulatori accurati che per esempio consentano, uno dei temi di ricerca forti è quello della soft robotics, avere dei simulatori potenti nel caso di softness, cioè di oggetti virtuali o di oggetti che si deformano è quanto mai difficile. E faccio un brevissimo promo per quanto riguarda la scuola SIDA, la scuola della comunità scientifica di automatica, che quest'anno sarà tenuta in maniera virtuale su tematiche di soft robotics, per cui chi poi sarà interessato, l'uditorio potrà essere esteso non solo tipicamente ai dottorandi della nostra comunità automatica, ma anche a tutti coloro che vorranno seguire questa scuola. Grazie. Allora, grazie Bruno.